La merce che entrava nel paese di Adrano, non soltanto quella destinata al mercato ortofrutticolo, ma per alcuni prodotti, anche come le carni e le uova, anche per merce che entrava nel paese, venivano i fornitori intercettati all'ingresso del paese e per poter proseguire e quindi consegnare la merce erano costretti a pagare un dazio. Non riusciamo a quantificare la somma perché ovviamente non abbiamo avuto nessuna denuncia da parte delle vittime e questo lo registro come un dato che continua a essere negativo, anche se qualche timida speranza mi viene dal fatto che qualcuno ha avuto la forza di ribellarsi e le organizzazioni, per evitare in alcuni casi di andare incontro ad una più immediata repressione, hanno deciso di desistere. Questo è un aspetto che mi fa pensare che comunque siano consapevoli queste organizzazioni che lo Stato è su di loro e può intervenire solo che loro diano adito a delle manifestazioni un po' più eclatanti. Ma in questo caso però